come dico sempre, questo è il rumore di Napoli. Andiamola a vedere, è una cosa spettacolare. 220557, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Video leggerissimo. Io sono andato a dormire con il taser. Il teaser, quale taser? Sarà complicatissimo parlare in italiano con ancora i sogni in inglese in testa. E lasciate un like per questa maglia che ci farà diventare tutti più poveri. Allora, spostandoci qua, vediamo un pochino perché allora, prima di tutto hanno usato il chicco di coffee, che era proprio quello che avevo utilizzato io. Vedete, perché quando ho subdorato con il teaser che fanno vedere il chicco, poi si vede proprio la maglia. Se voi andate a vedere, si vede proprio in questo screenshot, proprio quando poi staccano l'immagine, si vede che c'è la maglia qua, si vede il colletto, si vedono già le cose blu, i dettagli azzurri, insomma, dello sponsor, delle cose. E insomma, era chiaro che alle 3 avrebbero mostrato la terza maglia, e quindi io sul mini social ho postato questa qua, quindi la terza maglia color caffè. Ci ho messo il chicco, che è proprio il chicco quello là che hanno utilizzato, è proprio lo stesso che ho trovato su Google, il chicco. Allora parliamone un attimo, perché c'è tutta la presentazione, identità culturale, tradizioni della città, caffè, il third kit per la stagione in collaborazione con AEA7. Il caffè è molto più di una semplice bevanda, è un rito quotidiano, un momento di condivisione, un simbolo radicato nell'anima del popolo partenopeo. Da oltre 2 secoli i napoletani ne custodiscono con orgoglio l'arte della preparazione, dalla tradizionale cuccumella, l'iconica caffetteria napoletana, alle sue interpretazioni più moderne. La tazzina è istituzione che attraversa le generazioni, diventando espressione di cultura, arte e solidarietà. Dalla celebre Tazzulelle Caffè, cantata da Pino Daniele, al monologo di Edoardo De Filippo in Questi fantasmi. Bellissimo quello là che dici: io me lo faccio, io sono gelosissimo, me lo faccio io, perché qualora poi non dovesse essere buono non me la posso prendere con nessuno, mi convinco che è buono lo stesso e me lo prendo. Troppo bello. Fino alla leggerezza delle battute di Totò e al filantropico gesto del caffè sospeso, oggi conosciuto in tutto il mondo. Non c'è bisogno nemmeno che vi dico cosa sia. Quindi vediamo il buongiorno con chi altro se non con Buongiorno Caffè, buongiornissimo caffè. C'è anche il Beukema e ci sta, se ci aggiungi poi un pantalone beige, un pantalone crema o anche di un marrone diverso, e scelgono il colletto polo, quindi eleganza, quindi in teoria te la metti pure per uscire. Poi è una questione di tessuto che si suda a schifio con queste maglie, ma ne vale la pena probabilmente. Un rito collettivo, proprio come quello di indossare la maglia del Napoli, che trova omaggio in caffè. Interpretazione elegante e potente, capace di fondere estetica urbana e visione internazionale. La maglia è impreziosita dallo scudetto tricolore sul petto, simbolo dei campioni d'Italia. Il suo colletto in stile polo, rifinito col bordo azzurro vintage o vintage, che incornicia con sobria eleganza lo scollo, richiamando lo stesso colore presente nei loghi SSC Napoli e A7 MSC. Io su questo mi era venuta un'idea, perché poi intuendo il tipo di marrone, se tu avessi fatto un color cremina di caffè, no? Che poteva richiamare anche la maglia away, quindi un bianco off, un bianco sporco, il color sabbia o addirittura il colore dorato, poteva essere così, ma c'è sempre la possibilità. Champions, calma. Hanno un taglio aderente ma confortevole, pensato per offrire aerodinamicità e libertà di movimenti. Sul retro, alla base del collo, campeggia la scritta SSC Napoli a suggellare con fierezza l'identità del club. E poi c'è anche questo: in occasione del lancio di caffè, la SSC Napoli e Caffè Toraldo, che è l'official coffee partner, rinnovano la tradizione del caffè sospeso, offrendo un espresso a tutti i tifosi che tra le 4
e le 17 di oggi, praticamente quando adesso vedete questo video, mostreranno la grafica social dell'iniziativa in uno dei seguenti bar. Tu vai là, fai vedere la grafica social e ti offrono il caffè. Sfiziosa questa cosa. Il kit è presente nello store ufficiale e quindi uno ci va, ed io ero pronto onestamente a comprarmela in diretta con voi, però avevo pensato di pigliarmi onestamente la versione replica, perché i 140 più la spedizione, la personalizzazione magari uno non se la fa, però la spedizione comunque internazionale. Io sto ricevendo sempre dei messaggi contrastanti tra chi ha detto un poco meglio, hanno migliorato, oppure no, continua a spendere tanto di spedizione. Dipende anche dai dazi probabilmente, però la versione replica ancora non c'è. Noi andiamo in maglie gara, vedete la versione replica della, sta dietro, sta sotto di me, la versione media della maglia azzurra, cioè la maglia azzurra c'è ancora disponibile come la versione diciamo gara. Purtroppo la away io volevo farlo subito, replica away e replica terza maglia, ero pronto a fare la doppia spesa in modo tale che ne prendi due più o meno al prezzo di una da gara, ma non c'è ancora. Io aspetto una giornata, 1-2 giornate prima di diventare poverissimo, perché lo sfizio è questa qua, avere una maglia di veri, io ce ne ho migliaia di prime maglie e secondo me ha più senso anche per me di prendere alcune più uniche. E vediamo il particolare, lo sfizio, perché aveva detto no, noi non aggiustiamo i bollini così, e invece l'hanno cambiato. Il bollino non è più authentic, ma è match shirt con la scritta official product. Io mi immagino che uscirà la replica anche di questo. Per ora non c'è, ma aspetto con fiducia per dare una possibilità anche a chi vuole risparmiare qualcosina, mentre c'è la versione per i bimbi che è a 99. Poi vediamo se dobbiamo, perché se facciamo una spedizione magari nella spedizione generale uno ci va a mettere un'altra cosa vicino per dare un po' un senso così. Vabbè, poi vediamo, fatemi sapere che ne pensate, se vi ha gasato. A me gasa parecchio. Vedete, il nostro, questa è fatta da AI, quando insomma l'intuizione, avevo già detto agli amici bellini sul gruppo Telegram, ragazzi sarà così più o meno, perché si vede il blu, però io avevo detto magari sfruttare il color crema poteva venire anche così, e a me piaceva l'idea del logo anche pieno. Questo è il logo vecchio, ovviamente AI non capisce niente, ma mi piaceva anche l'idea del logo pieno. Poi la spiegazione di un grafico che mi dice, il nostro Tore Falanga, che mi dice guarda, poteva essere un po' troppo banale fare caffè color marrone e oro, marrone e crema, mentre così tu fai caffè e Napoli, quindi mantieni l'identità. Quando ci metti l'azzurro per me va sempre bene, quindi addirittura io avrei fatto con la MSC così in dorato o in crema e il logo pieno nuovo, proprio falla tu, e l'avrei fatta così, non con questo collo qua vecchio, ma sempre con il collo polo che mi piace. E come vedete poi gli amici, perché qualcuno sta dicendo azzurro non mi convince tantissimo, e l'hanno fatta tentativo e così, pure mica male, devo dire la verità, anche avrebbe spaccato cambiando l'azzurro con questa cosa così. Però resto possibilista, perché ricordate che sembra quasi che sai poco. Allora, ricordo i dettagli oro nella maglia Macron con Cavani quando stavamo in Champions, così i numeri diventavano dorati e c'erano dei dettagli oro sulla maglia. Io resto fiducioso che per le maglie Champions si possa fare qualcosa di diverso. Intanto restano la maglia away e la terza maglia, forse due delle maglie più belle che abbia fatto il Napoli in questi 20 anni, perché stiamo proprio superando tutti i limiti e sono proprio gradevoli da guardare, fanno piacere all'occhio. È bello scudetto, amici dello scudetto, ricordiamocelo, amici dello scudetto. Vedi, ci sono cose, sono pareri contrastanti, a qualcuno piace molto e a qualcuno avrebbe voluto, ma tant'è, lo lasciamo così questo video. Non so se ci sono novità, Gutierrez eccetera eccetera in questo momento. Ripresi i contatti, dice Gianluca Primarzio, con Juan Sanchez, ma le parti rimangono ferme sulle loro posizioni, mentre per Gutierrez ci fanno sapere delle visite mediche, dovrebbe raggiungere la squadra, però è infortunato, è da considerare infortunato, quindi si punta alla Fiorentina direttamente. Da New York Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Ve la comprate, aspettate, preferite quella away, perché io credo di preferire quella away, anche perché quella away, quella con tutti i simboli di Napoli, non ha le costine, e le costine non piacciono a tutti, le costatelle sì.